La scossa di terremoto ha colpito la Calabria. Già l'altro ieri c'era stata una scossa di terremoto in Calabria, oggi ancora un'altra scossa di terremoto di magnitudo 2.1, più o meno verso le 10 di stamattina in Aspromonte. Diciamo, diciamo tra Sant'Alessio e Santo Stefano più o meno. Il sisma è stato sentito molto dalla popolazione perché anche è stato molto superficiale, quindi tante persone sui social hanno scritto che cosa stava succedendo. Fortunatamente, come sempre che ultimamente è una fortuna, diciamo, non ci sono danni a persone o cose. Quindi in effetti è stato di magnitudo 2.1, però era poco, mi pare di le notizie che ho sentito che era 6-7 km di profondità, quindi ciao avvocatella. Quindi in effetti perciò è stato molto sentito dalle persone perché era poco profondo, quindi è stato sentito abbastanza bene anche se era di magnitudo 2.1. Però fortunatamente ragazzi non ci sono danni a cose o persone, solo come sempre tanta paura, ma è meglio così che non ci stanno danni sia a persone o a cose. Quindi stavolta però, ciao Patti, è cambiata diciamo la posizione, stavolta invece è avvenuto in Aspromonte, quindi più sopra diciamo, tra il comune di Sant'Alessio e quello di Santo Stefano, che in effetti sono 2 chilometri e più o meno dall'Aspromonte vero e proprio diciamo. Quindi di nuovo la terra ritorna a tremare in Calabria perché Aspromonte comunque è Calabria, quindi non cambia nulla. Quindi diciamo che in 3 giorni ci sono stati due terremoti, uno l'altro ieri e uno oggi. Quindi la Calabria diciamo che napoletanamente sta ballando un pochino diciamo, però fortunatamente un ballo liscio, nel senso che non ci sono feriti, non ci sono cose rotte, quindi meglio così. Sì, sì, va bene, Patti, tanto qua lo stesso non si capisce nulla, ma figurati. Quindi ragazzi, tutto a posto, in effetti non ci sono danni, persone, quindi solo tanta paura e, e diciamo è stata registrata questa scossa verso le 10 stamattina, quindi diciamo poche ore fa in effetti, però solo tanta paura, tante persone hanno scritto su Facebook, su Twitter, però al finale ragazzi non c'è stato nulla di che, solo che uno si preoccupa perché questo in 3 giorni è il secondo terremoto che si verifica diciamo in Calabria, solo per questo. Quindi ragazzi se ci sarà qualche altra scossa vi farò l'aggiornamento. Ma non lo so, Patti, ti dico la verità, in effetti è difficile capire chi è. Purtroppo qua ce ne sono più di uno, quindi è impossibile dirlo. Purtroppo quando esce quella persona ha il tuo stesso account, segnalala, capisci? Questo si deve fare. Io poi non so quando capita, se sei tu o se è l'altro, capisci? Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito. In caso di qualche altra scossa terremoto farò un aggiornamento. Speriamo di no, che non faccio nessun aggiornamento, è meglio così. Quindi ragazzi, un saluto e ci sentiamo più tardi. Buon appetito a tutti e a dopo.